Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri di Cosenza hanno arrestato Giuseppe Pandusa, 48 anni, già noto alle forze dell'ordine per sfruttamento della prostituzione, e denunciato a piede libero una donna e un uomo. I militari hanno anche sequestrato il locale notturno Le Menadi di Città 2000, censito come semplice circolo sportivo, in cui si sarebbero svolti degli incontri piccanti. Le donne, tutte extracomunitarie, venivano assunte come spogliarelliste, ma costrette tramite violenza ad avere rapporti sessuali con i clienti. La Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari, presieduta da Leoluca Orlando, ha avviato un'indagine sul caso della bimba nata all'ospedale di Rossano e deceduta mentre stava per essere trasferita in elisoccorso al reparto di neonatologia dell'Annunziata di Cosenza. L'episodio è avvenuto martedì 13 luglio. Alla madre della piccola, alla fine del 7° mese di gravidanza, era stato praticato il parto cesareo per un distacco della placenta. Un bambino di 3 anni, Pasquale Solano, è annegato a San Calogero nella piscina della villetta del nonno. Il piccolo, figlio di una giovane coppia del luogo che precedentemente aveva fatto il bagno in presenza dei genitori nella vasca indossando dei braccioli, sarebbe poi sfuggito al controllo dei genitori rituffandosi in acqua senza i braccioli e annegando. Scoperta la tragedia, a nulla sono valsi i tentativi del 118 di rianimare il bambino. Ancora caccia aperta ai 2 detenuti pluripregiudicati che sono evasi dal carcere di Pescarenico di Lecco scavalcando un muro di cinta. Si tratta di un egiziano di 29 anni con precedenti per rapine e lesioni e di un calabrese originario di Reggio Calabria già in carcere per omicidio e spaccio di sostanze stupefacenti. In provincia di Lecco e in tutta la Lombardia è in corso un'imponente caccia ai 2 fuggitivi. Nelle ricerche sono impegnati polizie e carabinieri con unità cinofile ed elicotteri. Le foci di 8 corsi d'acqua della costa ionica sono gravemente contaminati da inquinamento microbiologico. Il dato è stato reso noto da Goletta Verde, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. Ieri il battello ambientalista ha fatto un blitz alla centrale Enel a carbone di Rossano e si è sfiorata la rissa con chi è favorevole alla riconversione dell'impianto. Sarà nel pomeriggio alla Mezzia Terme il ministro dell'Interno Roberto Maroni per intervenire all'Assemblea Nazionale delle Associazioni Anti-Racket in occasione del 20° anniversario della fondazione del movimento. Un appello al ministro in occasione della visita è stato fatto da una testimone di giustizia di origine crotonese, RC. La sorella aveva protestato l'anno scorso davanti alla prefettura. La donna chiede più attenzione da parte dello Stato. Interverrà anche il presidente della regione Calabria, Scopelliti. Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, vescovo di Locri Gerace, ha scritto ai boss dell''ndrangheta invitandoli a ritrovare la fede autentica, stigmatizzando le riunioni dei capi bastone al santuario di Polsi, pratica evidenziata anche dall'inchiesta Il Crimine, che a suo dire profanano questo luogo sacro. Il santuario di Polsi, aggiunge Monsignor Morosini, non è il santuario dell''ndrangheta perché esso appartiene alla fede più che millenaria della gente di Calabria e non solo di essa. È stato intitolato a Vincenzo Iaquinta il club Juventus inaugurato a Cutro, terra natale dell'attaccante bianconero. Dopo l'inaugurazione presieduta dal presidente della neonata associazione, Rino Rossi, Iaquinta ha dichiarato di essere orgoglioso perché è la prima volta che gli viene intitolato un club. La Punta Azzurra ha promesso di aiutare a costruire in città una scuola calcio e di dedicare il primo gol della prossima stagione al club.